Oggi qua con Francesco Paolo Capone, leader nazionale dell'UGL. Grande accoglienza a Catania per il suo arrivo. Grandi anche risultati nelle settori categoriali per UGL a Catania. Cosa si aspetta da loro? È soddisfatto dai risultati ottenuti e eventualmente cosa si augurerebbe per il futuro, sempre per l'aspetto territoriale di Catania? La struttura territoriale dell'UGL di Catania è una delle strutture importanti per l'UGL, come molte delle strutture del sud Italia. Sono territori dove le difficoltà sociali, le difficoltà del lavoro alimentano e migliorano la nostra capacità anche di trovare soluzioni. Ecco, Catania ha raggiunto risultati importantissimi e ha la fortuna di avere un'area industriale importante che sarà sicuramente ulteriormente sviluppata, e i sindacalisti di Catania riescono a presidiare il territorio e tutte quante le categorie con grande efficacia. Quindi mi aspetto da questo territorio risultati ancora migliori, mi aspetto percorsi condivisi di politica per il lavoro, politica per le famiglie, politiche per i pensionati e per tutti coloro che vivono un disagio sociale. Grazie.